La Protezione Civile della Regione Friuli-Venezia Giulia, fin dalla sua istituzione, ha risposto alle pressanti richieste espresse dalla società in materia di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio. La previsione è un'attività prettamente scientifica che si basa sullo studio dei fenomeni e la loro interazione con il territorio al fine di determinare la probabilità del loro verificarsi in un determinato arco temporale. La realizzazione da parte della Protezione Civile della Regione di un complesso e sofisticato sistema di monitoraggio fisico del territorio, con l'ausilio di tecnologie elettroniche, informatiche, di telecomunicazione, consente il monitoraggio in tempo reale del territorio, l'analisi dei parametri rilevati, l'allerta e la gestione delle emergenze di protezione civile. Nelle attività tecniche di prevenzione, invece, si sommano una molteplicità di aspetti che vanno dalla individuazione delle situazioni di rischio alle metodologie di riduzione, dalla definizione di piani di intervento e soccorso alla diffusione di una cultura di protezione civile che si radichi ancor più nella popolazione. La terza azione, quella di soccorso, è volta a garantire alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza, nonché a contenere l'impatto e gli effetti degli eventi stessi. Il superamento dell'emergenza, mediante il ripristino delle situazioni di normalità nel post-evento, consiste infine nell'insieme di interventi che permettono la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni nel più breve tempo possibile, come la messa in sicurezza del territorio e l'assegnazione di contributi a privati e imprese a titolo di ristoro dei danni. La Protezione Civile della Regione Friuli-Venezia Giulia opera all'interno di un sistema integrato in cui concorrono unitariamente Regione, Province e Comuni, nonché il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. In tal senso, le azioni di protezione civile, sia che riguardino gli aspetti conoscitivi di raccolta ed elaborazione delle informazioni, sia che attengano agli aspetti più prettamente giuridici o operativi e gestionali, devono essere esercitate con il massimo livello di coordinamento e di sinergia tra le forze in campo. Quella stessa sinergia che, con la sua capacità di operare in modo interdisciplinare, ha portato nel 1976 alla rinascita del Friuli terremotato e alla nascita della moderna protezione civile in Italia. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con la legge regionale 64 del 1986, sull'esperienza delle attività di soccorso alla popolazione e di ricostruzione dopo il terremoto del 1976, ha voluto istituzionalizzare una struttura di protezione civile che svolge con la massima efficacia ed efficienza tutte le funzioni di una moderna protezione civile, continuando negli anni ad investire in termini di risorse umane e tecnologiche, facendo della struttura regionale un esempio unico di valore riconosciuto a livello nazionale. Anche grazie a tali investimenti, oggi la sede della Protezione Civile regionale di Palmanova può contare sulla presenza di una sala operativa regionale, centro funzionale, completamente rinnovata, nodo nevralgico delle azioni di previsione e prevenzione dei rischi legati alla vulnerabilità del territorio. L'implementazione tecnologica della sala operativa regionale si è resa necessaria dopo più di 10 anni di operatività 24 ore su 24, anche in virtù delle maggiori funzioni esercitate dalla Protezione Civile della Regione in seguito alla firma, nel 2002, del protocollo con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che ha individuato la Sala Operativa Regionale di Palmanova quale centro unico di coordinamento dei soccorsi per il Friuli Venezia Giulia. Presso la Sala Operativa Regionale, in funzione 24 ore su 24, confluiscono in tempo reale e vengono elaborati tutti i dati provenienti dalle reti di monitoraggio e di controllo fisico presenti sul territorio regionale. Infatti, è nel centro funzionale che viene perseguita l'omogenea percezione e valutazione degli eventi calamitosi e coordinati i vari organi chiamati a intervenire durante le emergenze. Gli operatori della Sala Operativa Regionale rispondono al numero verde della Protezione Civile regionale 800 500 300 e hanno a disposizione gli strumenti informatici e tecnologici con cui analizzare e valutare in tempo reale tutte le informazioni raccolte dalle reti di monitoraggio e controllo fisico
del territorio regionale. In ogni momento possono attivare e coordinare le azioni delle varie componenti del sistema regionale di protezione civile i tecnici specializzati, le squadre dei volontari comunali, gli elicotteri o altri mezzi specialistici, nonché curare l'invio delle risorse materiali necessarie al superamento dell'emergenza. Da non dimenticare inoltre che i sindaci, quali massime autorità locali di protezione civile, il volontariato comunale e le associazioni di volontariato di protezione civile, agiscono, nei casi di emergenza, secondo le direttive impartite dalla Protezione Civile della Regione per mezzo del centro funzionale. La rete di monitoraggio idrometeorologico, i satelliti Meteosat, i radar meteorologici, la rete di monitoraggio idrometeomarina, quella sismica, l'accelerometrica e quella di sorveglianza video, nonché il monitoraggio in telecontrollo dei dissesti franosi, sono parte integrante del sistema di sorveglianza fisica del territorio che la Protezione Civile della Regione continua a sviluppare con l'impiego di tecnologie multimediali, informatiche, di comunicazione ed elaborazione dati sempre più innovative. Il Friuli Venezia Giulia è quindi orgogliosamente oggi l'area più monitorata d'Italia, anche sulla base delle esperienze emergenziali che si sono succedute nel corso degli anni nella nostra regione. Alluvioni, incendi, frane e il catastrofico terremoto del 1976 rappresentano il quadro della fragilità e vulnerabilità di un territorio dove da sempre vengono affrontate con determinazione e competenza le calamità naturali e quelle provocate dall'uomo. Si ricorda infatti che soltanto negli ultimi 11 anni in regione si sono verificati ben 11 eventi alluvionali, causando danni complessivi a infrastrutture e territorio per circa 1,5 miliardi di euro. Anche il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile riconosce il ruolo della protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia a livello nazionale e contribuisce a promuoverne la crescita in funzione delle collaudate capacità operative da essa dimostrate nell'affrontare le emergenze, non solo regionali, in uno spirito di consapevolezza dell'importanza che la sua perfetta efficienza riveste per la vita di tutti noi. Nell'ambito del sistema integrato di protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il volontariato comunale di protezione civile e le associazioni quali per esempio l'Associazione Nazionale Alpini, Associazione Radioamatori Italiani, le associazioni cinofile, si distinguono come la componente operativa più numerosa. Nella regione, infatti, si contano attualmente oltre 12.000 volontari appartenenti ai 219 gruppi comunali di protezione civile e da circa 50 associazioni. Il volontariato è una struttura operativa del Servizio regionale della protezione civile con funzioni di supporto alle azioni di protezione civile adottate dalle istituzioni, non solo nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi e nelle attività di soccorso, ma anche nella fattiva ed indispensabile attività di collaborazione alla sensibilizzazione della collettività alle problematiche di protezione civile. La protezione civile regionale, per garantire l'efficienza e l'efficacia della struttura del volontariato, ha avviato da un paio d'anni un progetto di formazione permanente rivolto a tutti gli operatori di protezione civile, professionisti e volontari, affinché, attraverso la formazione e l'addestramento, essi possano operare in modo efficace e sinergico in un contesto caratterizzato da diversi soggetti e istituzioni e da continue variazioni dovute sia alla tipologia di interventi da effettuare, sia al continuo perfezionamento delle attrezzature utilizzate. L'amministrazione regionale, tramite la protezione civile in base all'articolo 10 della legge regionale 64 del 1986, concede finanziamenti agli enti locali, singoli o associati, e alle associazioni di volontariato, per permettere alle strutture comunali di dotarsi di apparecchiature ed impianti di rilevamento e di comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, di sedi di allocamento e o deposito, nonché l'organizzazione di corsi di formazione e addestramento per gli operatori addetti. Tutte le 219 sedi dei gruppi comunali di protezione civile sono collegate, tramite linea dedicata, con il centro operativo di Palmanova e dotate di una postazione multimediale composta da un computer e fotocamera digitale per consentire a tutti i gruppi comunali di volontariato di ricevere in tempo reale sul sito web
i dati provenienti dalle reti di monitoraggio fisico del territorio ed inviare dati ed immagini di ciò che accade localmente, garantendo un più efficace coordinamento delle strutture periferiche con il centro funzionale di Palmanova. Le squadre comunali di volontariato, grazie alla loro capillare diffusione su tutto il territorio regionale, svolgono una preziosa funzione di controllo e di presidio a supporto dei sindaci e della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, promuovendo altresì una cultura di protezione civile e di salvaguardia dell'ambiente. Per permettere la meritoria opera dei volontari, impiegati in emergenza, nelle esercitazioni, nelle attività di addestramento e nella formazione, la Protezione Civile regionale rimborsa i loro datori di lavoro dell'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore, legittimamente impiegato come volontario, secondo quanto disciplinato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica numero 194 del 2001. Analogamente, secondo quanto indicato dall'articolo 10 dello stesso decreto, ai volontari lavoratori autonomi che ne fanno richiesta è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi, presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato. La Protezione Civile della Regione ha acquisito, nell'ambito delle azioni di prevenzione e di ripristino, un'esperienza ormai ventennale nel settore delle opere di pronto intervento, sia per fronteggiare situazioni calamitose, conseguenti a fenomeni naturali quali frane e alluvioni, sia per prevenire e ridurre i possibili rischi collegati all'evolversi di situazioni di dissesto prima dell'evento stesso. Tali opere possono essere disposte dal Presidente della Regione o dall'assessore, dallo stesso delegato alla Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 9 della Legge regionale numero 64 del 1986, ogni qualvolta il danno reale o potenziale investa l'incolumità delle persone, beni di proprietà pubblica, beni collettivi o beni che, per la loro natura, siano ritenuti di pubblico interesse e indispensabili per l'economia generale. In conseguenza alle calamità che ripetutamente hanno colpito e colpiscono il territorio della nostra regione, la Protezione Civile è impegnata nell'importantissima attività di ripristino che si concretizza nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ma anche dei soggetti privati e delle attività produttive, attraverso l'azione post-emergenziale del ristoro danni, attuata per riportare a condizioni di normalità il tessuto sociale ed economico del territorio danneggiato. In questi anni, tramite diversi procedimenti di ristoro danni, i soggetti colpiti hanno potuto beneficiare di contributi a fondo perduto da destinare alla copertura totale o parziale delle spese sostenute per il ripristino dei propri beni danneggiati.